Buongiorno, oggi è un momento molto importante per la comunità e l'amministrazione comunale di Taglio di Po. Infatti oggi si insedia ufficialmente la Commissione Pari Opportunità del Comune di Taglio di Po. Questa commissione è nata circa 2 o 3 settimane fa, dopo la ricezione delle candidature che ci sono pervenute attraverso l'apposito bando, ed è formata da 6 ragazze, 6 donne tagliolesi che provengono da ambienti professionali diversi, con diverse peculiarità e diversi interessi in ambito culturale e sociale. Questa Commissione Pari Opportunità si impegnerà su diversi fronti, non solo per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, ma spazierà anche attraverso altre tematiche, quali per esempio la discriminazione per genere, per età, per orientamento sessuale, orientamento politico. Toccherà anche l'ambito della disabilità e del cyberbullismo. Vi presento la Commissione ufficialmente, vi presento Patrizia Duò, Giancarla Domenicale, Sara Ruzza, Silvia Ricchi, Caterina Milani e Paola Chiereghin. Durante la prima riunione che abbiamo tenuto informale sono state nominate anche la Presidente e la Vicepresidente della Commissione, che sono rispettivamente Sara Ruzza, che è già consigliere comunale di maggioranza, e Silvia Ricchi, vicepresidente, che è consigliere comunale di minoranza. Il primo evento in programma organizzato dalla Commissione Pari Opportunità si svolgerà già questo sabato 16 ottobre davanti al municipio, nella piazzetta Fronte Municipio. Dalle ore 15 si svolgerà Donne in Rosa Life in Pink, che si tratta della prima camminata rosa organizzata nel nostro comune. Una camminata organizzata nell'ambito dell'Ottobre Rosa, della rassegna Ottobre Rosa, che è ottobre il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. E quindi vi aspettiamo numerosi e numerose questo sabato dalle ore 15. Faremo una camminata di circa 4 km lungo il centro cittadino, e poi ci sarà un bel momento con una psicologa, Elisa Bovolenta, e un momento di ballo e di danza insieme alla palestra Let Fit di Taglio di Po. Dalle ore 15:45 circa ci sarà l'iscrizione alla camminata, momento durante il quale se una persona lo desidera può appunto fare un'offerta libera, un'offerta che sarà poi devoluta interamente ad Andos Rovigo, che è appunto un'associazione che organizza l'Ottobre Rosa. Questa camminata ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione, la comunità di Taglio di Po sull'importanza della lotta contro il tumore al seno. Quindi è importante partecipare, è importante essere numerosi e, se possibile, anche indossare qualcosa di rosa, proprio per farci vedere e per rendere ancora più visibile questo nostro impegno. Oltre alla prima camminata rosa abbiamo già in programma un altro evento il 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È un evento che lo stiamo ancora organizzando, quindi certamente vi terremo informati sugli sviluppi, e poi molto probabilmente un altro evento sempre il 3 dicembre nell'ambito però delle disabilità. Grazie a tutti e buona giornata.